regola. Ringa, buonasera, ben ritrovati in diretta. Autonomia, allora i veriti in piazza è quanto sapete è previsto per le prossime ore. Domani è 22 ottobre, quindi saranno ufficialmente 2 anni e il nostro counter segnerà quindi 730 giorni la giornata di domani. Come sapete lo teniamo sempre lì fisso per ricordarci quanto è stato fatto o no, diciamo fino ad adesso, con 3 governi che si sono alternati. Allora parleremo di molte cose questa sera. Vi ricordo il 351 1755 340 per scrivere domande, commenti, insomma i nostri ospiti che adesso vi presenteremo. Tra poco vedremo gli ultimi sondaggi, perché avete visto il direttore di SVG, la più famosa, insomma, la casa di sondaggi in Italia, di fatto Enzo Risso era il nostro ospite fino a pochi minuti fa, 20:10, e commenteremo gli ultimi sondaggi. Vedremo che cosa è cambiato dopo Piazza San Giovanni, questo centrodestra che si riunisce, lancia le proprie battaglie, ma dovendo studiare, come ha detto Salvini, quindi i mesi che ci sono davanti serviranno per vincere le elezioni regionali, dice, studiare per ritornare a governare. Vedremo qual è l'effetto su Italia Viva, quindi la Leopolda, sui sondaggi che riguardano appunto Italia Viva, e i 2 partiti di governo, quindi PD e 5 Stelle, come stanno. È la vigilia dei 2 anni di autonomia, quindi rivedremo molte cose. Partiremo dalla Piazza San Giovanni con quelle parole forti pronunciate da Luca Zaia e vedremo quali sono le ultime novità sulla manovra. Oggi si sono visti Di Maio e Conte, sembrano aver chiarito molte divergenze. Adesso in questi minuti è in corso un vertice di maggioranza invece. Allora vi presento gli ospiti, cominciamo da Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle. Buonasera, bentrovata. Buonasera. La poltrona è diventata questa del Movimento 5 Stelle. Grazie. Il senatore Giampaolo Vallardi, buonasera. Lega. Bentrovato, Ciao. Anche perché è pronta, ha detto Salvini, lo ascolteremo tra poco, la manovra cosiddetta dello shadow cabinet, cioè del governo ombra. Quindi, come avevamo detto, anticipato nei mesi scorsi, di fatto la Lega vuole fare comunque una manovra che però resterà sulla carta, ma sarà la proposta. Lucio Tiozzo, Partito Democratico, fa molto piacere, torna a trovarci, buonasera, ben trovato. Vincenzo Forte, Fratelli d'Italia. Buonasera. Ben trovato. Grazie. Allora, vi ricordo ancora 351 1755 340, siamo un po' orfani del nostro logo, insomma qui l'avete visto, ma resta qui, ce lo ricordiamo, settimana prossima dovrebbe tornare. Allora, facciamo un passo indietro e prima di vedere i sondaggi, che sono quelli aggiornati a stasera, quindi gli ultimissimi sondaggi per quanto riguarda i movimenti, i partiti a livello nazionale, riascoltiamo le parole del governatore Luca Zaia a Roma alla manifestazione Orgoglio Italiano, quindi tutti i governatori, c'erano Salvini, Berlusconi, Meloni, sentiamo. Il governatore del Veneto Zaia sale sul palco di Piazza San Giovanni e come prima cosa appoggia sul leggio la bandiera dell'autonomia con il leone di San Marco, vessillo che poco dopo, al termine degli interventi dei suoi colleghi presidenti, esibisce nuovamente davanti alla folla romana. Autonomia che qui, nella grande manifestazione voluta da Matteo Salvini contro il governo giallorosso, entra solo simbolicamente, restando invece fuori dagli interventi ufficiali. Né Zaia, infatti, né il governatore lombardo Fontana ne parleranno dal palco. Il presidente del Veneto invece punta sul concetto di buon governo, tira in ballo i sindaci e i governatori alle sue spalle. Non abbiamo abdicato ad amministrare le nostre realtà, dice, non ci sono alibi se ci sono i rifiuti in strada, portiamo qui, continua, il modello di buona amministrazione che mette il cittadino al primo posto. Un messaggio ben chiaro in vista delle prossime elezioni regionali del 2020. Questa non è una piazza che fa distinzione di colore di pelle, di religione, di scelte sentimentali, però questa è una piazza che chiede legalità, che chiede il rispetto delle regole. Inutile nascondere, continua il governatore veneto, i 5 milioni di italiani che non riescono ad arrivare a fine mese. E ancora. Noi abbiamo la necessità di dire anche ai cittadini che esiste un governo possibile, esiste la gestione possibile di tutto quello che è l'ordine pubblico, la legalità. Qualcuno dice ma come fate? Ma ci sono solo 3 cose da fare. La prima, fare in modo che i cittadini possano difendersi e non che finiscano sul banco degli imputati se vengono aggrediti.
inasprire il codice penale, perché qui in questo paese è sempre più difficile andare in galera. Regole chiare e se rompi le palle in galera. La terza, doverosa, togliere il galateo alle forze dell'ordine e riconsegnare il manganello. La manifestazione di Piazza San Giovanni ha ufficialmente sancito il ritorno del centrodestra unito, a dimostrarlo non solo le bandiere di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che sventolano vicine, quanto piuttosto la scelta di Salvini di far salire sul palco prima Silvio Berlusconi, poi Giorgia Meloni. Una coalizione che riconosce sempre più la leadership del segretario leghista, come sottolineato anche Zaia poco prima di salire sul palco. Centrodestra, centrosinistra, l'era analogica è finita, siamo nell'era digitale, lo stesso vale in politica che ormai segue altre logiche. Spiega Zaia, non più partiti o coalizioni ma la forza della leadership vale ora con Salvini, in passato è stato valido anche a sinistra con Renzi. Grazie, buona serata a tutti. Allora, intanto sono le 21:20, premio SMS questa sera già a chi ha scritto, infatti ci sono molti veneti calvi, rispondendo al titolo I Veneti in piazza, ma non è quello il senso ovviamente che noi citavamo, è perché domani, e noi seguiremo con un'edizione straordinaria a partire dalle 10:30, il punto stampa, quindi l'incontro di Zaia con i giornalisti, a 2 anni dal voto, referendum che vi abbiamo detto già sin qui, e dopo la manifestazione di piazza. Dunque, scivola così nel servizio, però Zaia è andato giù duro, no? Questa frase di Manganelli sul fronte della sicurezza ha colpito e creato polemiche. Cosa dice? Ma io avendo conosciuto in consiglio per tanti anni Zaia, ho trovato il suo linguaggio fuori delle sue modalità anche di fare politica e di presentarsi come un politico moderato, assennato, dialogante anche con i pezzi della società veneta, e quindi l'utilizzo di quel linguaggio secondo me segna un elemento di grande difficoltà di Zaia in questo momento. Le promesse sul tema dell'autonomia, l'idea che il Veneto poteva non solo essere autonomo ma anche far paventare l'idea anche di un Veneto indipendente, perché il linguaggio che è stato utilizzato in questi anni all'interno del Consiglio regionale e fuori del Consiglio andava in questa direzione. Zaia ha fatto il ministro di questo Paese, ci ha portato al referendum e io sono uno di quelli che pur essendo del PD ha votato a favore dell'autonomia veneta. Ho votato sì. Perché ho votato sì, sono convinto che la riforma del titolo quinto della nostra Costituzione prevedesse un'autonomia temperata, che dava grandi spazi alla nostra regione di di autogovernarsi in settori importanti della vita della nostra regione, però tenendo conto di un quadro nazionale. Va ricordato che quando Zaia presenta 2 ipotesi di referendum in regione, la Corte Costituzionale li ha quasi tutte e 2 bocciati. Attenzione, ha tolto il termine indipendenza, l'ha tolto dal confronto referendario, sì, però è passata l'idea che ormai quella è preistoria, ma no? È quella preistoria, cioè però in mezzo poi c'è anche il progetto nazionale di Salvini. Quando si raccontano troppe balle e quando si tenta di far credere ai cittadini che quel referendum ci portava a utilizzare tutte le risorse nel Veneto e quant'altro, montare questo elemento fa sì poi che nell'opinione pubblica veneta a un certo punto ci si chieda: ma Zaia in questi anni ha governato, ormai sono 15 anni che governa questa regione, 25 anni che la Lega governa questa regione assieme a Forza Italia, ha governato, è stato ministro, in questi anni con Salvini ha governato il Paese, i risultati non si vedono. Di fronte a alle bugie, ai ritardi, è evidente che diventa nervoso e rilancia sull'autonomia e rilancia. Dopodiché cioè lei dice questo effetto di quella dichiarazione forte è per rilanciare. Ma certo. Vallardi? Non so Chiozzo in che consiglio regionale sia, probabilmente non in quello veneto, nel senso che quello che ha detto sono completamente contrario alla sua visione, nel senso che comunque lo dicono i veneti, no? Se comunque Zaia è il governatore più amato d'Italia, non è che sia proprio come la vedi tu, se i veneti lo considerano ancora il miglior governatore. Io credo invece che
Le operazioni che sono state fatte sono il massimo possibile che si poteva fare, non abbiamo fatto nient'altro che mettere in atto la volontà del 98,8% dei cittadini, compreso tu, che hanno votato a favore dell'autonomia. Non tiriamo fuori l'indipendenza o altre cose, quelle sono tutte cose passate che fanno parte di un percorso che ha fatto sì che la quasi totalità dei cittadini voglia l'autonomia. Poi, altro discorso sono questi ultimi 2 anni in cui a Roma si è cercato con un alleato di governo di portare avanti, grazie anche al lavoro del ministro Stefani, un percorso che ci doveva far sì che questa autonomia diventasse finalmente una realtà e che lì non ci siamo riusciti, ma non per incapacità di Luca Zaia o per l'incapacità del ministro Stefani. Cioè, non ci siamo riusciti perché il nostro alleato di governo non ha voluto portare a compimento questo, e questa è una realtà, nonostante, cioè i grillini, no? Nonostante i 5 Stelle, i grillini locali, perché in Veneto anche loro avevano detto votiamo sì, ma hanno avuto paura, e questo è veramente uno dei motivi per cui questo governo è caduto. Scusi Vallardi, qua scrivono a Roma neanche una parola sull'autonomia, invece io ricordo un passaggio, l'ha fatto l'altro giorno Salvini nel discorso, mi pare. Ma l'autonomia è sempre stata uno dei cavalli di battaglia e è sempre stato anche negli ultimi tentativi di accordo con i 5 Stelle, prima che poi alla fine si andasse per esasperazione, si cercasse di andare al voto, che poi al voto non si è andati, è la storia di agosto, perché poi alla fine, questo è un altro ragionamento che dobbiamo fare, si sono messi assieme 5 Stelle e Partito Democratico. Però dobbiamo ricordarlo, i 5 Stelle, soprattutto i 5 Stelle del Sud, ne parlavamo prima dell'inizio della trasmissione, avevano il terrore di andare dai loro cittadini e di dire abbiamo concesso l'autonomia all'Emilia Romagna, abbiamo concesso l'autonomia ai Veneti, che l'hanno chiesta per primi, abbiamo concesso l'autonomia alla Lombardia, che sono quelli che portano le risorse per poi far sì che si paghi anche il reddito di cittadinanza, perché poi alla fine è anche questo uno dei motivi per cui Roma, e lì effettivamente è caduto questo governo. Quindi oggi non è che la Lega stia qui con le mani in mano, stiamo cercando di lottare, è iniziata la trattativa con il nuovo ministro, mi sembra che sia una trattativa anche domani vediamo, no? Domani vediamo, ma mi sembra che anche dal primo incontro ci siano buone basi per poter continuare, un'autonomia che porti a far sì che l'efficienza che abbiamo in Veneto, perché quello è il modello, Zaia quando parla sempre del modello Veneto, che non è solo il modello Veneto, è il modello del buon governo che c'è in Lombardia, che c'è in Emilia Romagna, perché poi alla fine anche l'Emilia Romagna insomma non è che sia poi così male, che sia poi esportato dappertutto, ma tramite l'autonomia. I soldi dei veneti devono poter essere spesi nel nostro territorio. E vediamo il servizio, poi così sentiamo anche la Rocca è forte. Qua c'è Elena Donazzan, oggi c'era un incontro importante col ministro Catalfo sulla reddito di cittadinanza, ministro del lavoro. Il Veneto chiede di introdurre nelle norme per il reddito di cittadinanza l'obbligatorietà all'accettazione del lavoro da parte dei beneficiari, pena la perdita del sussidio. La richiesta avanzata da Elena Donazzan, la commissione che si occupa di lavoro nella conferenza Stato-Regioni ha chiesto questo primo confronto con il Ministro, è stata l'occasione per chiedere l'istituzione di tavoli tecnici a fine di aggiornare l'applicazione del reddito di cittadinanza alle nostre esigenze, rendere effettive le ore di lavoro che il percettore del reddito di cittadinanza deve alla comunità, famosi progetti legati ai comuni. Comunque sono 16.000 i percettori in Veneto, li convocheremo tutti, è quello che ripete sempre Elena Donazzan, l'assessore regionale lavoro e istruzione. Italia Viva, un partito fatto da zombie, votati da nessuno, scrivono, ma tra poco vediamo i sondaggi, sono curiosi. Allora, abbiamo chiesto ai cittadini cosa dicono alla vigilia dei 2 anni di autonomia, insomma, se arriva o meno, ci credono o no. Vediamo. L'autonomia del Veneto non passerà in ogni caso con questo governo, perché né 5 Stelle né Partito Democratico hanno interesse a far passare una legge del genere. Quindi rimarrà tutto come è adesso. Si perderà un po' di tempo, incontri a tutti i livelli e ne riparleremo forse nella prossima legislatura. Io penso che si farà, tosto o tardi si farà, bisogna vedere i criteri con cui verranno istituiti tutti gli organi di potere, perché come diceva qualcuno prima, se serve solo ed esclusivamente per ridistribuire certi centri di potere, allora è meglio che non la facciano. Io quello che penso è che è ora di finirla di spendere i soldi dei cittadini, male.
molto ma molto male. Il fatto che siamo fermi ancora dopo 2 anni, cosa le fa pensare? Che c'è normale in Italia, non vorrà mica che lavora, cioè e a raccontarsi schei, quindi non ha tempo per lavorare. O cambiano le cose molto, ma non che cambiano perché va su a destra al posto della sinistra, perché quelli sono. Quindi è indifferente, non ha neanche più senso votare. Sinceramente non so come mai che si è fermata sta storia, perché secondo la spesa storica chi ha sempre rubato continuerà a rubare sempre di più. No. E mi piaceva il discorso del costo delle siringhe che dovevano costare, che mi pareva di una chiarezza unica, eppure si è inchiudato anche questo. Sinceramente non so cosa pensare. Spero che si continui per questa iniziativa qua, spero che i politici, soprattutto i nostri che sono interessati a questa, continuino a questa operazione, insomma. È un disinteresse che parte dal centro, per cui non c'è niente da fare. Allora, le interviste di Ilaria Marchiori a Venezia, alla Rocca, siete percepiti così, passati da quella parte lì, quelli che bloccavano? Cambiamo argomento. Movimento 5 Stelle, no, autonomia. Sì, sull'autonomia. Ma io credo che nella semplificazione, diciamo, dell'informazione sia passato un messaggio sbagliato. Noi siamo assolutamente a favore dell'autonomia. Il punto è che, come in tutte le cose, un conto è chiedere a un cittadino di esprimersi su una scheda elettorale dove c'è scritto vuoi tu l'autonomia? Sì, no. Un conto è poi mettere in pratica una legge che aspira ad avere l'autonomia su 23 materie con 23 deleghe, non è proprio la stessa cosa. Io primo mi chiedo se ai cittadini fosse stata sottoposta la legge, non è detto che il 90% avrebbe detto sì, magari o comunque l'avrebbe detto una buona parte, però si sarebbe entrati, non so come dire, nel concreto e nel vivo dei temi. Ed è lì che si sta giocando semplicemente un confronto che vedrà una sua soluzione. Noi semplicemente su alcune materie non siamo d'accordo, su 2 o 3 deleghe, la scuola, la valorizzazione e la tutela dei beni architettonici e culturali, l'ambiente in parte, e questo è oggetto di una trattativa. Conclusa questa trattativa, che è stata comunque interrotta dagli eventi e dal cambio di governo, sono convinta che si arriverà a una soluzione, perché siamo assolutamente tutti per l'autonomia del Veneto. Ripeto, semplificare e dire vuoi tu l'autonomia? Sì, no, è facile comunicativamente, però poi non si amministra così. E invece con riferimento al reddito di cittadinanza, alle proposte insomma avanzate di miglioramento, ritengo che tutto sia perfettibile e ben vengano i suggerimenti per migliorare queste... Inizia il lavoro dei navigator, no, in queste ore. Preciso, dobbiamo dissociarci da un messaggio, era particolarmente violento, il manganello, insomma, quindi orrendo, ci dobbiamo dissociare. Allora, Forte, come la vede lei questa situazione? Cosa succede domani? Allora, intanto vi ricordo, è la delegazione trattante, adesso lo sentiremo anche da ulteriori dettagli nei servizi, quindi Luca Zaia, diciamo, è qua fisicamente, andrà Mario Bertolissi a guidare la delegazione, il primo incontro col Ministro, tra l'altro si fa simbolicamente a 2 anni dal referendum, come la vede? Scopriamo che tutti sono a favore dell'autonomia questa sera, una cosa molto, molto interessante. Perché dice non era così? Allora, per quanto riguarda la nostra posizione, che è quella di Fratelli d'Italia, noi dall'inizio, quando siamo andati a votare per il referendum del 22 ottobre del 2017, abbiamo chiarito e abbiamo invitato tutti i nostri militanti e tutti i nostri simpatizzanti ad aderire al referendum per l'autonomia, invitando a votare sì, quindi il partito ha risposto in maniera compatta e quindi credevamo che, come da promesse fatte, entro l'anno avremmo finalmente festeggiato l'autonomia nel rispetto dell'articolo 116 della Costituzione, che quindi prevede una forma di autonomia però nel vincolo dell'unità nazionale, che per quanto riguarda noi è sacro ed inviolabile. Quindi abbiamo assistito fondamentalmente a questo tira e molla. Siamo arrivati all'anno dal referendum del 2017, siamo arrivati al 22 ottobre del 2017 e non abbiamo visto l'autonomia, poi ci hanno detto che avrebbero rimandato di qualche mese la discussione, non l'abbiamo vista, poi si è formato il governo giallo-verde.
il governo giallo-verde che si teneva in piedi sulla base di cosa? Sulla base di un contratto, quindi di priorità del Movimento 5 Stelle e della Lega, che ogni volta venivano messe sul piatto, e quindi succedeva che la Lega magari votava un provvedimento che non le piaceva particolarmente, esatto, penso al reddito di cittadinanza, si turava il naso, votava il reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle avrebbe dovuto fare la stessa cosa con un provvedimento che magari non lo aggradava particolarmente. Quindi io mi chiedo, e questa è la domanda che faccio, e forse solleverò anche un po' di polemica, ma è giusto sollevare la polemica, come mai l'autonomia non è stata messa tra le priorità della Lega da sottoporre al Movimento 5 Stelle, perché ricordiamoci, quando viene citato il prezioso lavoro che è stato fatto, mi risulta che non sia uscita nemmeno dal Consiglio dei Ministri una bozza per l'autonomia, che non è arrivata in Parlamento una bozza per l'autonomia, quindi questo è un problema evidentemente. Quando parliamo del linguaggio di Zaia, ovviamente quello è un linguaggio da comizio, quindi io non mi metterei a condannare un cioè i linguaggio, manganelli sul tema sicurezza. un linguaggio da comizio. Io sarei molto più concreto sulla sicurezza piuttosto che invocare i manganelli, perché nel momento in cui poi, per esempio sulla sicurezza, si è arrivati a ridiscutere l'istituto della legittima difesa, si è fatto tanto clamore sulla modifica dell'istituto della legittima difesa, ma poi sostanzialmente non è cambiato molto, perché il problema, il vulnus principale dell'istituto della legittima difesa era appunto l'eccessiva discrezionalità in capo al giudice. Con l'inserimento per esempio del grave turbamento abbiamo mantenuto fondamentalmente il ruolo un criterio, del giudice, però, sì, un criterio, però dobbiamo dirci le cose come l'importante è stanno. che la legittima difesa poi l'intervento dello Stato nel momento in cui una persona che fosse finita... Chi stabilisce il grave turbamento e qual è il metro per stabilire il grave turbamento, io vorrei capirlo, quindi alla fine non si è risolto il problema della difesa, che per quanto riguarda Fratelli d'Italia è sempre la spesa legale nel momento in cui vengo assolto, sono finito in questo caso per aver sparato al ladro, vengo assolto e mi non stiamo dicendo che è tutto sbagliato, però stiamo dicendo che l'elemento principale, che era appunto la discrezionalità in capo al giudice, fondamentalmente permane anche però non quella mettiamo modifica. troppa carne. Allora, intanto ho visto un SMS che faceva riferimento va affrontata la questione sul perché il discorso dell'autonomia è andato poi là, nel senso che appena ma aspetti senatore, cito solo questo, poi torno a lei e a Tiozzo. Qua dicevano via SMS, sono un cittadino del sud, mi pare, visito spesso le vostre città e cittadine, c'è un benessere tale per cui non si giustifica, mi pare di aver interpretato, eccolo qua, da turista ho visitato città e cittadine venete, c'è un benessere abissale rispetto al meridione, come giustificate le vostre richieste? Cioè in realtà è proprio legato a questo, no? La famosa questione meridionale, esatto, la questione meridionale che poi... dall'unità ad oggi si ripropone. E che questo governo dice vuole investire molto, parlo del giallo-rosso, vuole investire molto nel sud con il piano del sud, ma in realtà è proprio questo il senso. Allora, e avendo una gestione più oculata, migliore, non lo so, adesso ne discuteremo insieme, no? Evidentemente c'è un abisso. E allora il fatto di poter fare meglio e farle noi è questo il senso dell'autonomia, con le stesse risorse, perché poi è diventato le stesse risorse. Che è la proposta che fa Bonaccini, che sarà quella che va avanti. L'Emilia Romagna. Perché Bonaccini cosa dice? E in parte anche Zaia va su questa scia. Siccome noi altri riteniamo di essere bravi, le regioni del nord, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, riteniamo che a parità di risorse trasferite dallo Stato centrale alle nostre regioni siamo in grado di produrre dei risparmi, non solo far meglio le cose e produrre dei risparmi. Quei risparmi li mettiamo a disposizione dei nostri cittadini. Credo che sia questo il ragionamento che va impostato. Se invece facciamo passare la linea che arrivano più risorse, che blocchiamo le risorse, i soldi vanno allo Stato. Non è nulla di diverso, nulla di diverso da quello che è sempre stato detto fino adesso. Qualcuno l'ha dipinto, qualcuno volutamente. Scusa, dopo intervieni, chiudi. Una delle ragioni, e ritorniamo alle difficoltà di Zaia, nel momento in cui la Lega diventa un partito nazionale, abbandona l'idea di essere un partito territoriale, non è più in grado di fare le battaglie per certi versi genuine anche degli anni dell'inizio
di questa forza, diventa una forza nazionale che si deve misurare come tutti noi, con gli equilibri tra nord, centro e sud. Questo è il dato. Salvini non vedeva l'ora di scappare via, di fare l'autonomia. Allora, aspetti Vallardi, tocca a lei, però prima le dico, perché questo tema di cui abbiamo parlato in questi mesi, che giustamente le opposizioni a Zaia hanno sfruttato, no? Dicendo ma è il tuo Salvini che non vuole autonomia, l'abbiamo domandata a Risso dell'SVG, no? Che fa scenari anche oltre che analisi dei dati. Lui dice ma non è vero, perché alla fine tutti i partiti comunque, anche quelli nazionali, hanno avuto i propri capi, responsabili territoriali, temi locali nella storia, compresa la Democrazia Cristiana, cioè non era la stessa a ogni latitudine, quindi alla fin fine la Lega avrebbe potuto fare lo stesso senza alcun problema. Questo è il senso che dà. Poi non so, Vallardi... Allora, ci sono due cose, rispondo prima all'amico di Fratelli d'Italia, nel senso siamo arrivati in ritardo, assolutamente no, perché da quando c'è stato il famoso contratto di governo con i 5 Stelle si è iniziato a lavorare su un percorso che assolutamente non esisteva, perché l'autonomia bisognava costruirla da zero, ci sono voluti 4-5 mesi per iniziare a mettere giù con la delegazione trattante e con i vari ministri, iniziare un percorso per raggiungere finalmente un accordo. Poi passati i 4-5 mesi si sono visti le prime ritrosie, il ministro Stefani veniva puntualmente a relazionare a tutti noi colleghi sulle difficoltà che aveva ad incontrare i vari ministri, e mi sembra quella famosa storia veneta, i 5 Stelle senza bisogna anche dirlo, è come quella famosa filastrocca veneta, quella barzelletta veneta che parla di Bertoldo, che una volta condannato a morte disse io per essere impiccato devo scegliermi il ramo, no? E ai 5 Stelle era così, cambiavano versione ogni giorno, cambiavano Romo ogni giorno, e Bertoldo poi alla fine arrivò a morire di vecchiaia. E voi avete fatto la stessa identica cosa, su qualsiasi proposta che veniva portata dal ministro Stefani c'era sempre qualcosa che non andava, finché esasperati poi siamo arrivati. Bosch aveva detto però, io ho visto, no? E sull'autonomia c'era molta propaganda, zero fatti, è andato giù pesante. No, assolutamente no, anche perché io ho tanti colleghi, amici del Sud, senatori della Lega del Sud, che non vedono l'ora che arrivi l'autonomia, perché dicono voi nel vostro territorio state assolutamente amministrando bene, e finalmente è uno stimolo anche per i nostri amministratori. Io sono stato in Sicilia quest'estate, ho fatto 3 giorni a fare delle conferenze, a fare degli incontri sull'agricoltura, chiamato lì da loro, e ho visto il territorio siciliano sicuramente con delle potenzialità enormi. Sappiamo benissimo quante risorse ha la Sicilia, ma per andare in giro sulle strade della Sicilia o hai una moto da cross o hai uno jeep con le ruote belle grandi, per vedere il degrado che c'è in Sicilia. Infatti molte sono gratuite anche, no? E poi una delle cose che per esempio i siciliani apprezzano è che il ministro Toninelli ha sbloccato la Catania-Ragusa, no? Che sono amministrati malissimo pur avendo le risorse. Allora, La Rocca voleva replicare, poi vi ricordo, tra poco vi faccio vedere i sondaggi, gli ultimi, in queste ore, così le commentiamo un po' alla luce di quello che è successo in questi giorni. Ma io sono d'accordissimo sulla meritocrazia e sul fatto che ad ogni regione debba essere riconosciuto il lavoro che fa, ed è ora effettivamente di mettere regioni come la Sicilia di fronte alle sue scelte, e anche di ridurre un po' di risorse, perché ne arrivano veramente troppe in Sicilia. Però non è vero che noi abbiamo cambiato idea e quindi fermato in qualche modo le trattative. Era oggetto di una contrattazione. Peraltro non mi pare che Salvini si sia mai speso apertamente per questa autonomia. Se l'avesse fatto con forza, con tutta l'energia che ha dedicato ad altri temi, probabilmente si sarebbero fatti dei passi più in avanti. Poi un'altra cosa, mi chiedo, ma con tutti gli anni di governo, attrazione, Forza Italia, Berlusconi, Bossi e tutti i governi in regione, voglio dire, di analogo colore, ma perché non se la sono fatta prima l'autonomia? Mi chiedo, nella mia... Ci hanno provato. No? Io farei una domanda, visto che Salvini giustamente dice ci teneva molto al tema dell'autonomia. Mi domando perché nel famoso discorso al Senato, cioè quando c'è stata insomma la diatriba con l'autonomia, insomma c'era tirata proprio di fino, cioè non si è concentrato sull'autonomia, quindi evidentemente nemmeno Salvini, appunto sulla base di questa spinta no, assolutamente si poteva fare sicuramente di più, si poteva fare di più, almeno una bozza dal Consiglio dei Ministri poteva uscire, cioè, neanche Salvini voleva tirarsi l'antipatia del Meridione, ma questo assolutamente si poteva fare, ne siamo certi, ne siamo sicuri noi che eravamo là. Ripeto, però interessa a
tutti, per cui io sono convinta che alla fine si arriverà sicuramente a un accordo. Ha toccato un nodo importante di cui abbiamo parlato molte volte in questi mesi. Adesso c'è un ministro del Meridione, cioè c'è un ministro pugliese che è arrivato qui, ha detto, ho letto tutte le carte, preparato, comunque disponibile, è venuto lui qui, però è sempre un ministro pugliese che affronterà il tema delle autonomie. La Puglia è una delle regioni col suo presidente e anche con Boccia che ha sempre chiesto di andare avanti con l'autonomia. Esatto. Quindi, con Emiliano speriamo, anche, no? Speriamo. Quindi siamo di fronte a un ministro che molto probabilmente, pur tenendo conto dell'equilibrio che la stessa legge costituzionale ci porta a rispettare, sicuramente lavorerà per fare un'autonomia temperata che risponda agli input che abbiamo dato anche come Veneto. Pochi istanti e insieme vediamo i sondaggi, gli ultimi dell'SVG che ha presentato Enzo Risso a Antena 3. Tra poco. ...22 ottobre 2017 e 22 ottobre 2019, 2 anni esatti sono trascorsi dal referendum veneto sull'autonomia, quasi 2 milioni e mezzo di votanti, il 98% di favorevoli, ancora in attesa però di un accordo con lo Stato centrale. La Regione ha presentato il suo dossier e le sue proposte, ma di concreto a 2 anni di distanza ancora nulla dalla sponda romana. Sono passati 2 anni e diciamo che noi abbiamo fatto un sacco di lavoro in questi 2 anni, anche perché tutto il lavoro preparatorio si è concluso. Abbiamo depositato la nostra proposta di intesa, quindi il contratto che è di 68 articoli, e stiamo attendendo che il governo, questo governo ci faccia la sua proposta, perché a tutt'oggi nessun governo mai ci ha proposto nulla. Intanto il ministro Boccia, in visita a Venezia esattamente un mese fa, il 23 settembre, ha convocato per l'anniversario del referendum i tecnici per far ripartire la trattativa, e mentre il governatore Zaia da Palazzo Balbi ripercorrerà le tappe di questi 2 anni, a Roma il professor Bertolissi guiderà la delegazione di tecnici che al Ministero avrà il compito di far ripartire la trattativa. Domani a Roma c'è una riunione tecnica, ma non ci vanno i tecnici, ci va la delegazione trattante. Insomma un tira e molla estenuante, con qualche passo avanti e molti stop, e una sola certezza per il governatore. Bisogna anche crederci, io sono convinto che abbiamo fatto un referendum che molti dicevano che era impossibile fare, lo abbiamo celebrato, adesso andiamo avanti. Sono convinto di una cosa, questa è certa, che indietro non si torna. Allora, così Luca Zaia oggi ai nostri microfoni. Tra l'altro vi racconto un po', ora vediamo i sondaggi, come funziona. Domani, allora vi ricordo, alle 10:30 inizia la straordinaria di Antena 3 per seguire poi alle 11 il punto stampa di Zaia nel giorno dei 2 anni dal voto del referendum sull'autonomia. A mezzogiorno a Roma Mario Bertolissi, la delegazione cui si faceva cenno, incontrerà il ministro Boccia al Ministero per gli Affari Regionali, e poi a partire circa da mezzogiorno e mezzo dovrebbe iniziare la manifestazione a Ponte di Rialto a sostegno dell'autonomia, insomma poi ci va, no? Vediamo. Però ci sto pensando, sì? È una bella idea. Non è una cosa solo della Lega, no? Perché no? No, l'autonomia è di tutti, lei dice. È di tutti. La Rocca lo sapeva, no? Ci va, ma a questo punto devo domandarlo a tutti. Ma non lo so se ci vado, vediamo. Ci pensiamo. Allora, che è veneziana quindi. Allora, vediamo i sondaggi, perché è interessante la lettura dopo gli eventi di questo weekend. Ce li fate vedere? Io sono ciecato, lo so. Eccolo qua. Allora, al 21 ottobre, quindi oggi, la Lega sarebbe al 34%, sondaggi SVG, ve lo dico, poi qua mancano alcune altre specifiche, ma è sempre così. Partito Democratico 18,8, quindi scende di uno 0,6 rispetto al 14 ottobre, una settimana fa. Movimento 5 Stelle, Rocca 17,8, scende addirittura di uno 0,8%. Fratelli d'Italia, guardi forte, all'8,4, sale di più 0,8. Italia Viva di Matteo Renzi, sapete che SVG lo dà da sempre sopra di fatto a Forza Italia, anche se Forza Italia recupera qualcosa, 5,6 il movimento di Matteo Renzi, sale di 0,3, Forza Italia al 5,5 sale di 0,4. Rapidamente, ma vediamo la seconda pagina anche per correttezza, eccola qua, Sinistra Italiana al 2,8,
scende, i Verdi all'1,9 uguali, più Europa 1,8 sostanzialmente uguale, Cambiamo di Giovanni Toti, governatore della Liguria, 1,3, le altre liste il 2,1, non si esprime il 33%. Tony, ti chiederei però di lasciare la grafica della prima pagina, ovviamente, che è quella che immaginiamo i nostri telespettatori possa interessare di più. Allora, la Lega sale dello 0,8, Forza Italia e Fratelli d'Italia crescono, quindi mentre PD e 5 Stelle calano. Cresce, vogliamo dire, anche Italia Viva, certo più 0,3, ma sembra premiare di più la piazza di San Giovanni, Lucio Tiozzo, rispetto a Italia Viva, ma soprattutto rispetto a chi governa. Perché Partito Democratico scende allo 0,6, Movimento 5 Stelle addirittura dello 0,8, poi sentiremo La Rocca. Cosa dice? È indubbio che chi governa in una fase così delicata e complessa, dove bisogna prendere decisioni che non sono facili, dove non è chiaro ancora il quadro di dove il Paese deve essere portato, si paga uno scotto che però per quanto riguarda il Partito Democratico è giocato anche sulla crescita che ha il partito di Renzi, quindi sostanzialmente c'è un'azione dal mio punto di vista in questa fase di cannibalismo da parte di Renzi sull'elettorato nei confronti del PD. Va detto anche che non mi sembra che l'elettorato moderato a cui Renzi fa riferimento quando interviene per andare a recuperare tutta quell'area diciamo un po' libera, lasciata libera da Forza Italia, venga recuperata da Renzi. C'è un voto che si stabilizza attorno alla Lega, quindi siamo di fronte ormai non più a un centrodestra per quello che leggo io, ma a una destra a trazione, a guida leghista, con uno spostamento molto radicale su posizioni di destra, e quindi effettivamente c'è un'area tutta centrale che va dal mio punto di vista recuperato per costruire un centro-sinistra che sia più competitivo. Non sono affatto d'accordo, secondo me sta pagando in termini di consensi la coppiata dei poltronari, perché alla fine questo governo è coppiata dei poltronari. Insomma, questo governo è così, abbiamo cercato in tutto il modo di andare al voto. Vi siete, però a me non piace interrompere, quindi ma ci stiamo a fare qua, se no non è un'offesa, lì così, perché assolutamente non bisogna andare al voto, perché sapevamo che i 5 Stelle erano in caduta verticale. Stanno pagando quelli che saranno il governo delle tasse, perché a partire dalle merendine, a partire dalla tassa sul gasolio, a partire dalla tassa sugli zuccheri e le bevande zuccherate, a partire dalla tassa che sicuramente sarà messa sugli artigiani, perché poi alla fine andrete a colpire tutte le partite. No, io non credo che siano le misure la flat tax a 100.000 euro, che a quella a 65.000 euro aveva dato dei risultati eccezionali, dal 2020 entrava quella fino ai 100.000 euro, che però finalmente... che su quella Di Maio si impone, pare. Cioè... Ma vedremo, sarebbe la prima volta che tifo per Di Maio, perché vorrebbe mantenere così com'è la flat tax non credo. E poi bisogna vedere se sopravvivono a Renzi, perché assolutamente Renzi vuole distruggere quota 100 e lì veramente sarebbe la rivoluzione, perché finalmente riusciamo a mandare in pensione giusta, meritata, la gente a un'età decente e non più a 67 anni. Sì, però Renzi vi dice costa 20 miliardi, in 3 anni riguarda 150.000 persone, questo dice no, è un costo esorbitante. Quanti posti di lavoro riusciamo a liberare finalmente? Allora, guardate, sentiamo, intanto doveva intervenire La Rocca e giustamente sentiamo lei, poi secondo me è anche un'interpretazione, è chiaro, sull'onda delle manifestazioni degli ultimi giorni, ma della manovra, cioè dopo Tiozzo torno a lei, perché secondo me c'è una lettura anche di quello nei sondaggi. La Rocca? No, io non credo che siano i contenuti che hanno penalizzato, io credo che siano state le vicende invece politiche, cioè molto del nostro elettorato è stato deluso da questa proposta in cui dicevamo noi da soli, mai con nessuno, e dopo invece quando siamo entrati nella fase di governo questo entrare nelle istituzioni, questo adeguarsi ai sistemi istituzionali, probabilmente indispensabile e necessario, è stato troppo veloce, non c'è stato proprio il tempo di assimilarlo e percepirlo. Però io ricordo una sua intervista di qualche settimana fa ad Antena 3, in cui insomma sembrava di leggere anche una possibile alleanza alle comunali.
Ho interpretato male? Assolutamente. Una vicinanza col PD? No, impossibile. ma assolutamente no. Vediamo Assolutamente non ci mai rilasciate dichiarazioni di della questo storia genere. politica di questo momento. Ma non è tanto, allora io cerco di fare un po' di analisi, non sto dicendo che sia sbagliata l'evoluzione probabilmente era indispensabile, è che è stata la modalità è stata talmente veloce e talmente probabilmente anche non spiegata adeguatamente, perché che voi sostenete... noi adesso la paghiamo. Ma perché con chiunque basta portare avanti le nostre politiche, però questo finire, io sono convinta che noi sul lungo termine saremo premiati, perché la nostra coerenza invece sta proprio nelle proposte. Ma secondo me e i mercenari nella storia non hanno mai avuto successo. Noi nel bene e nel male con la Lega o col PD stiamo portando avanti dei provvedimenti per le persone, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma è indubbio che la nostra linea politica è a favore delle persone, le persone comuni, quelle che prima non erano rappresentate dai partiti. Questa è la grande differenza. Però questo è un discorso... provvedimento, guardi, finisco, faccio velocissima, ma un provvedimento per esempio come il Codice Rosso a tutela e a difesa delle donne, che adesso hanno finalmente la possibilità, cioè se una donna subisce una violenza, adesso va a denunciare la violenza, c'è un obbligo di intervento. Benissimo, poi però avete un ministro come Fioramonti che attraverso Facebook scrive delle offese indicibili a una donna in quanto donna, per esempio la Santanchè, nessuno di voi solleva il problema. È un ministro del Movimento 5 Stelle, un ministro della Repubblica che non sta banalizzando, è lui che ha scritto delle cose indicibili. La verità è che noi in Parlamento anche essere coerenti da questo punto di vista, cittadinanza che magari non sarà fatto nel migliore dei modi, ma rendiamoci conto che nel 2050 la metà dei lavori che ci sono oggi non ci saranno più, bisogna iniziare a ragionare nell'ottica di dare delle soluzioni. Una domanda molto semplice che serve. Questo è il tema. Io allora, per chiudere il ragionamento, scusate, ho alzato la voce solo perché per chiudere il ragionamento, io sono convinta che nel lungo termine saremo premiati, perché la nostra coerenza sta. Io faccio una domanda semplicissima al Movimento 5 Stelle. Io mi chiedo: come fate a relazionarvi con un vostro elettore che vi ha votato in funzione anti-PD e oggi voi state utilizzando il suo voto per governare assieme al PD, il partito che fino a ieri avevate individuato come il nemico principe del male? Quindi la coerenza si vede questo, scusatemi, perché io all'accordo col PD ho detto io non lo voglio. La tua osservazione si può rigirare alla Lega, che si presenta assieme a Berlusconi, prende i suoi elettori che avevano votato il centrodestra e si allea con i 5 Stelle. È la critica che abbiamo fatto noi. Stai parlando però con Fratelli d'Italia. Noi siamo stati all'opposizione sin dall'inizio del governo giallo-verde, perché è la stessa critica che abbiamo mosso, perché utilizzare i voti dei cittadini di centrodestra per poi andare a governare assieme al Movimento 5 Stelle per noi era una cosa inaccettabile. Ci siamo posti all'opposizione di quel governo che poi si è rivelato fallimentare. Ma nel momento in cui quel governo, quell'esperienza si è rivelata fallimentare, quel tipo di accordo tra due forze politiche presentatesi in antitesi alle elezioni, bisognava tornare al voto, non bisognava dare la possibilità, non bisognava dare la possibilità di formare un nuovo accordo con altre due forze politiche che si erano presentate. Tra l'altro Giorgia Meloni ha fatto rivedere, continuano a litigare chiaro, su Vincenzo tutto. Forte, Giorgia Meloni ha fatto rivedere l'accordo anti-inciucio, firmatelo Berlusconi e Salvini, l'avevamo chiesto anche il 4 marzo 2018. Cosa dice ai vostri elettori che quindi poi una domanda secondo me vi trovate col PD? E ha detto cosa deve pensare, cosa può provare il vostro elettore. Guarda, io rispondo la stessa cosa che provo io. Il mio elettore prova la stessa cosa che provo io, perché io per prima ho detto non lo voglio questo accordo, come non volevo neanche il contratto per la... vero? No, certo, ho votato no. Allora il punto qual è? Se uno crede in un progetto più grande, in un lungo periodo, se uno ha una visione di lungo periodo e crede nel progetto a cui partecipa, non so come dire, per le prime 2 settimane avete parlato di poltrone, di come spartire i posti per le prime 2 settimane. Allora, scusate, ho una domanda per lei, Tiozzo, perché poi dopo arrivo al suo intervento, cioè quando c'era il governo giallo-verde un anno fa in periodo di manovra, uno usciva sul balcone a dire abbiamo abolito la povertà, l'altro diceva altre cose molto più forti, certo però insomma è un periodo anche quello molto acceso nelle tensioni, ma è sempre così nei governi di alleanze quando si avvicina il momento della manovra. Però avevano scelto 2 interventi cardine da cui partire, reddito di cittadinanza
e quota 100. Allora è chiaro che 12 mesi dopo, essendoci ancora Di Maio al governo, dice no, quota 100 la salviamo, anche perché è un tema che c'è cerca... anche Conte al governo, però. C'è anche Conte di nuovo, perché è un tema che sottrae alla Lega e lo porta avanti lui, no? In qualche maniera. Però qui, oltre alla sterilizzazione dei 23 miliardi di aumento dell'IVA, eccetera, certo che è una cosa importantissima. Quella era un'operazione che se non veniva bloccata però ci voleva una cosa forte sulle tasche degli italiani per 500-600 euro all'anno, quindi ogni famiglia, se non facevamo quell'operazione, e il governo è nato soprattutto per bloccare l'IVA, l'aumento dell'IVA, però capisce che nel fare questo poi ci sono tutta una serie di operazioni, scusi Vallardi, concludo, operazioni più leggere, per cui anche il taglio del cuneo fiscale, finalmente i soldini più in busta paga che tutti aspettano, è poca cosa, quindi forse ce ne volevano di più. Con i soldi che avevamo a disposizione, spostati 23 miliardi, con quello che resta interveniamo per la prima volta in maniera abbastanza forte sul tema del cuneo fiscale. Poco, 40 euro al mese, ma sono 40 euro che vanno nelle tasche di tante persone. Prossimo anno raddoppieranno queste somme, lavoreremo per rafforzare il sostegno alle famiglie, in particolar modo alle famiglie con bambini piccoli, e lì stiamo concentrando la nostra azione. È evidente che siamo di fronte a una situazione drammatica dal punto di vista, quello che condivido un po' la sua impostazione, guardiamo un po' oltre. Se noi continuiamo a fare lo dico per tutti, lo dico per il centro-sinistra, per il centro-destra, se continuiamo a fare delle politiche che guardano i sondaggi, ogni giorno decidiamo di muovere i miliardi in funzione dei sondaggi e non abbiamo uno sguardo lungo, sto paese non fa più figli. Stiamo arretrando dal punto di vista dello sviluppo industriale, non riusciamo a essere competitivi con gli altri paesi europei, siamo sempre di più in difficoltà nella gestione. Allora il tema di fondo è che con le poche risorse che abbiamo dobbiamo cominciare a fare interventi mirati. Dico di più su quota 100. Personalmente io penso che quota 100 poteva essere superata attraverso un'operazione fatta più mirata per aiutare quei lavoratori che fanno lavori usuranti, che difficilmente... molto probabilmente si doveva lavorare con meno risorse, saremmo intervenuti per aiutare i lavoratori che forse avevano più bisogno. Con quelle risorse, molto probabilmente, si doveva intervenire sul cuneo fiscale, sul sostegno all'impresa, sull'innovazione. Il costo del lavoro. Sentiamo Salvini, un flash davvero, Tony, Salvini sulle elezioni regionali, cioè il percorso da qui in avanti, state calmi, quello che dice, ma preparatevi, vediamo. Abbiamo qualche mese da pazientare, però vi invito a portare pazienza, la calma è la virtù dei forti. Questo periodo ci serve per studiare, per incontrare, per ragionare. Possono scappare dal voto per qualche mese, ma non per tutta la vita. Si vota in Umbria, si voterà presto in Calabria, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Puglia, in Campania, in Liguria, in Veneto. Italiani sulla testa. Le vinciamo tutte e 9 e li mandiamo a casa. Le vinciamo tutte e 9 e li mandiamo a casa. Vallardi? Io ho sentito l'analisi di Tiozzo e lui non ha sbagliato nulla, cioè, sinceramente sarebbe da registrarlo e tenerlo. È il come poi questo governo andrà ad affrontare la questione, perché siamo d'accordo che le famiglie hanno bisogno di risorse, siamo d'accordo che le aziende hanno bisogno di risorse, però lì non capisco come mai che la flat tax a 100.000 euro viene completamente bocciata. Bisogna assolutamente dare una sferzata all'economia di questo Paese. Se non rifacciamo ripartire le migliaia di cantieri che in questo Paese sono fermi e sicuramente non per colpa della Lega. Ma neanche per colpa del PD. Ma se è 1 anno e mezzo che siamo là, qualcuno li ha fermati e stavamo cercando di farli ripartire. Sappiamo bene sulle grandi opere quali sono, ma non è che dobbiamo nascondercelo. E sappiamo che su qualsiasi lavoro pubblico c'era un problema, su qualsiasi situazione c'era un problema.
La soluzione c'era, la Lega è tanto tempo che la sta portando avanti, era quella di dare una sferzata all'economia facendo la flat tax. L'ha fatta gli americani in qualche maniera, l'hanno fatta in Germania, l'hanno fatta in Francia, forse se la facevamo anche in Italia era l'unica soluzione. Quello che sta emergendo... Dissento completamente su questa cosa, quello che sta questa emergendo... non ti risolve nessun problema, solo in Romania, nei paesi marginali viene fatta... Ti ho lasciato parlare tranquillamente, quindi facciamo una riflessione, sì, poi direi che sto sbagliando, però quello che sta emergendo da questa manovra economica è che sì, i 23 miliardi dell'aumento IVA sono stati contingentati, ok, va benissimo, li contingevamo anche noi, però bisogna trovare le risorse per far ripartire l'economia. Se non facciamo ripartire le opere pubbliche, ok, soprattutto il sud come lo diceva Salvini, ma anche al nord, perché anche al nord è sempre stato un motore dell'economia di questo paese, quindi assolutamente non bisogna tralasciarlo, ma anche al sud gli investimenti bisogna farli, perché il sud è il bel paese, abbiamo un mare eccezionale, dobbiamo riflettere sul fatto che i nostri turisti, anche i nostri, iniziano ad andare in Croazia e abbandonano le nostre spiagge, abbiamo delle spiagge ancora più belle di quelle della Croazia, le abbiamo al sud, ma Salvini disse a noi parlamentari, per valorizzare le spiagge del sud, cavolo, non possiamo dire cazzo questa sera, cavolo, dobbiamo fargli le strade, se no in spiaggia non ci arrivano. E lasciamo stare il papete, lasciamo stare tutto quanto, perché per una sera che uno si va a divertirsi non lo dobbiamo assolutamente martoriare per il resto della sua vita, perché penso che questa sia da il Milano punto... Marittima, Pappetti, insomma ne ha avute di sì, giornate però di sicuro non abbiamo fatto di sicuro non abbiamo fatto Monte Paschi di Siena, non abbiamo fatto Banca Etruria, quindi secondo me se iniziamo a ragionare su questo abbiamo fatto tema, le banche venete, abbiamo fatto le banche venete, lì non c'era Zaia, non c'entra niente Zaia, perché Zaia era in Banca Veneta, dove era in America Zaia, non governava siamo stati noi che abbiamo risarcito tutti, non governava il Veneto, non sapeva cosa succedeva, non andava con Zonin a bere i prosecchi. Chiozzo, non ti scaldare, cazzo, non ti scaldare. È stato questo governo che ha risarcito con 1,5 miliardi finalmente i danni che ha fatto il PD. Perché penso che sulle banche su Etruria, perché il papà di Renzi dov'era? Il papà di Renzi che è stato condannato dov'era? La mamma di Renzi che è ai arresti domiciliari dove sono? Fino all'altro giorno era confuso. Non c'entra niente con la banca. Stai parlando della Boschi, assolto. Assolto? Sì, di questi giorni. Forse perché ha fatto il contratto di governo? Forse perché ha fatto il contratto di governo? Non dovrei neanche difendere la Boschi a questo punto. Forse perché ha fatto il contratto di governo? Mi sembra perché ha detto che il è stato assolto il papà. Però volevo dirti questo. Non vuol dire perché Etruria va male è colpa del PD. Se no ti dico, le banche venete vanno male è colpa di Zaia. Non è questa l'equazione. Ma non credo che Zaia c'entrasse assolutamente nulla su questo. Allora perché devono centrare il PD? Ma chi era dirigente dentro in Banca Etruria? C'ero io. Dove piccole e medie imprese e partite IVA sono in una situazione di disperazione totale perché non riescono nemmeno a capire quale destino avranno, anche perché è successa una cosa particolare. Scrivono una manovra economica, la sottoscrivono salvo intese, la spediscono a Bruxelles. Questa manovra è a Bruxelles in discussione, Bruxelles già gli scrive che fondamentalmente ci sono delle osservazioni importanti sulla manovra e fanno vertici di maggioranza litigando su quello che loro hanno sottoscritto nella manovra. Quindi ancora dobbiamo capire bene di cosa si tratta questa manovra economica, perché probabilmente verrà rivista e verrà rivista in peggio, molto probabilmente. La manovra economica si compone ovviamente di cosa? Come diceva bene prima Tiozzo, innanzitutto c'è il disinnescare le clausole di salvaguardia sull'IVA, quindi questo è già un bel macigno importante da dover gestire. Poi ci sarà una mazzata ovviamente sulla casa, innanzitutto già sull'affitto, la cedolare secca già hanno aumentato le aliquote, ci sarà ovviamente dal 12,5%, ovviamente ci sarà una, appunto, sul regime forfettario per quanto riguarda le partite IVA ci sarà una diminuzione. Ma non toccherebbe il regime forfettario, perché una delle cose che sembra difendere Di Maio diciamo che quando si parla di rilancio dell'economia, quando trattiamo questi temi, ho sempre la sensazione che ci si guardi all'ombelico e manchi appunto quest'ottica di lungo periodo, perché non è che si rilancia l'economia con una manovra di bilancio da un anno all'altro.
Cioè, si rilancia l'economia con una visione di lungo periodo, deve essere decennale, se non addirittura ventennale. La visione di lungo periodo si ottiene con la stabilità politica e la governabilità, e questo si ottiene soltanto con un governo legittimato dal voto popolare e con i numeri in Parlamento. Io adesso ci arrivo. Numeri che non ci sono oggi in Parlamento. I governi sono sempre durati 1 anno, 2 anni e quindi a noi manca diciamo, la capacità politica strutturale di ragionare sul lungo periodo, per cui io capovolgerei completamente il ragionamento e direi: ma perché non ci si mette tutti al tavolo veramente a ragionare assieme? Ma perché non andiamo al voto e diamo ai cittadini italiani la possibilità di eleggersi un governo con una stabilità politica in grado di poter realizzare un progetto come quello del centrodestra, che è un progetto organico di sviluppo, che non è solo flat tax, piano per la natalità, visto che c'è bisogno di fare figli, come diceva Mendioso. Una volta vince uno, una volta vince l'altro, però non è interesse nel paese questo, non è interesse nel paese. Noi, se vogliamo rilanciare l'economia, dobbiamo ragionare da qui a 10-20 anni e dobbiamo farlo tutti insieme. Ma la piazza di San Giovanni a Roma quello chiedeva. Se ci interessa fare i talk show e i pagliacci dalla mattina alla sera, continuiamo così. Quello chiedeva la piazza di San Giovanni. Chiedeva fondamentalmente la possibilità di dare la parola ai cittadini. Sì, ma non sono le piazze che regolano i rapporti istituzionali. Allora, noi abbiamo la Costituzione che ci dice che dobbiamo andare a votare di norma ogni 5 anni, ma prevede anche l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere. Ogni 5 anni. Il Presidente della Repubblica valuta se non ci sono maggioranze possibili all'interno del Parlamento. Siamo ancora in un sistema parlamentare, scusatemi, non siamo ancora alle piazze che regolano il gioco democratico. Non è un notaio con il pallottoliere in mano il Presidente della Repubblica. Allora, il Presidente della Repubblica ha verificato che c'era la possibilità di fare un'altra maggioranza. No, Tony, mi fai vedere, scusa, prima della pubblicità una cosa. Se vogliamo dire che il Presidente della Repubblica fa solo i conti con il pallottoliere. Salvini, ma pochi istanti dura, che mi pare, una delle frasi più forti dell'altro giorno. Io vorrei far sentire anche Renzi, però insomma Renzi ci mette un po' di più a commentare, l'abbiamo visto anche nel confronto, no? Un po' più, però vediamo poi un pezzettino anche della Leopolda. Questa frase di Salvini ha colpito molto, ha fatto arrabbiare anche il Premier Conte, sentiamolo. Hai trovato? Vai. Quelli che permettono le partenze sono quelli che poi fanno la genuflessione ma hanno la coscienza sporca e migliaia di morti sulle spalle. Al governo abbiamo gente con le mani sporche di sangue, più partenze, più problemi, più morti. E noi al governo, di questo sono sicuro, e questa piazza ce lo racconta, torneremo e torneremo presto dalla porta principale, senza trucco e senza inganno. Io rispetto sempre gli avversari, tant'è che Salvini si è sentito male qualche giorno fa, non ci sentivamo da tempo, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto di recuperare subito, gli ho detto che i suoi insulti già mi mancavano, però che non si dicano stupidaggini perché su queste cose non si scherza. Speculazione politica di basso profilo su questi argomenti non sono accettabili e dire che Salvini fa bene a stare zitto, perché quando abbiamo governato insieme chi si è preoccupato in Italia e in Europa di difendere su questo fronte e in Africa, in tutti i paesi dove sono stato, di difendere il buon nome dell'Italia, dove la propaganda politica ci stava facendo male, è stato il sottoscritto. Chiaro? Quindi su questo non si scherza. Chi ha parlato sempre di politica sull'immigrazione rigorosa, ferma, ma orientata come primo principio a rispetto, alla tutela della persona e dei diritti fondamentali anche dei migranti, è stato il sottoscritto. Salvini da questo orecchio non ci sentiva. Oh, non l'ha presa molto bene questa cosa delle mani sporche, Conte? Ma se c'è uno che è in difficoltà è Conte.
in questo momento, difficoltà politica, dover giustificare un'alleanza di governo che effettivamente non ha senso di esistere, perché effettivamente, ma questo l'abbiamo sempre detto, mettere assieme due realtà completamente diverse con una fusione a freddo di chissà quale forze franco-tedesche per poterli mettere assieme. Ma sul tema specifico dell'immigrazione io credo che Conte non può dire assolutamente nulla se non stare zitto, e qui Salvini ha perfettamente ragione, perché è una semplice questione matematica. Prima, quando c'era Salvini, con i porti chiusi, la gente rimaneva nel suo paese e lì bisognava cercare di aiutarla, cosa che il governo precedente stava cercando di fare con accordi e anche con aiuti economici che, anche se fatti in quel paese e anche se sono un sforzo per l'Italia e per tutta l'Europa, che comunque fino ad oggi non abbiamo visto, sicuramente ci costano meno dei 35-45 euro al giorno che stiamo spendendo e che hanno fatto sì che 5 miliardi di euro degli italiani siano spesi ogni anno per gestire sull'accoglienza. Ma se la mettiamo sul piano dei morti, finché ci sono i porti chiusi e si bloccano le partenze, non ci sono i morti. Quindi Conte cosa dice? Nel momento in cui alimentiamo le speranze, ma soprattutto alimentiamo il mercantificio di tutta quella operazione umanitaria, falsa operazione umanitaria, perché se fosse umanitaria non costerebbe tutti quei soldi. Lì è la vera chiave del business, che sicuramente anche questo tiene assieme questi due partiti, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Io sull'immigrazione sono stufissima. Non possiamo spendere tutti questi soldi. Sull'immigrazione? Perché? Sì, sul tema. Allora, se vi sgocciola il rubinetto a casa vostra, cosa fate? Dite, ma metto il dito o metto il cerotto? Oppure vi chiedete, ma perché mi sgocciola il rubinetto? Cosa fate a casa vostra? Scegliete tra il dito e il cerotto, dito, cerotto, cerotto, dito? Con l'immigrazione stiamo facendo questo. Cambio rubinetto. Mesi e mesi che utilizziamo questo argomento per terrorizzare le persone, per creare paura nelle persone. Ma non interessa a nessuno di quelli che ho sentito parlare il tema dell'immigrazione, perché non ho mai sentito nessuno dire, ma perché queste persone partono dall'Africa? Perché esistono questi flussi migratori? Ma perché non si parla di questo? Allora andiamo a vedere sono migranti economici. Sono migranti economici. Allora, se andiamo a vedere, un principio che noi affermiamo. No, non sono i migranti economici. L'80% dei flussi migratori in Africa è dovuto al cambiamento climatico, alla desertificazione e sono migranti economici che non hanno più condizioni. Ma allora andiamo a fare i pozzi, li portiamo l'acqua. Sì, però, allora, a parte la cooperazione internazionale, affermiamo un principio chiaro: in Italia si entra solamente per vie legali. Questo è il principio chiaro che si tende ad affermare. Chi entra illegalmente non può essere ben accetto, punto. Questi sono gli argomenti di propaganda che servono ad ottenere i voti, ma non servono niente dal punto di vista della soluzione del propaganda. In qualsiasi altro paese del mondo non si entra se non hai documenti e regole, non ne hai diritto. Come se non hai diritto a permanere sul suolo nazionale, devi andare via. E poi perché dobbiamo accoglierli solo noi? Allora, ma questo non l'ho capito. No, ma questo mi sembra replica la Rocca, scusate, dopo Chiozzo. Concluda poi la Rocca. Anche la distribuzione sul territorio europeo è una palla, perché non risolviamo il problema. Ma perché di fatto non c'è, dai, questo l'accordo deve ancora emergere. La Rocca, replica poi Chiozzo. Non ha diritto, non viene. Aspetti forte, ha citato i migranti economici. Allora noi abbiamo 14 paesi dell'Africa occidentale francese che sono legati a due banche che versano direttamente le risorse al Ministero del Tesoro francese. Ne abbiamo fatto una battaglia anche in Parlamento con ma noi di queste cose dobbiamo parlare, perché sennò è evidente che continueranno ad arrivare i migranti economici. Ma è inutile continuare a dire chiudiamo i porti, non chiudiamo i porti, che poi sono argomenti totalmente propagandistici, perché nel momento in cui si parlava dei casi più discussi in certi momenti non si frenava, si chiudeva il porto per una nave di cui si parlava per mesi, mentre altre continuavano ad arrivare, perché questo è successo. Questo proponevamo il blocco navale come soluzione. Sì, il blocco navale non c'è mai stato. Infatti perché non lo vogliamo. Il centro-sinistra ha fatto il blocco navale. Allora, Chiozzo? Trovo proprio... Allora, scusate,
so che magari è un tema che stiamo trattando talmente complesso da richiedere non voglio interromperti, ma è semplicissimo il tema. Allora, no, non è semplicissimo, ti spiego perché non è semplicissimo. Da qua al 2050 l'Africa crescerà, raddoppierà forse 3 volte quello che è adesso. Vuol dire che ci troveremo di fronte nei prossimi anni con le guerre che stanno continuando, con la crescita demografica di quel territorio, con le difficoltà demografiche dell'Europa che sta sempre che di non più cresce, che sta sempre di più no, non sto dicendo questo, tu non mi devi, quando lo dirò sarai in grado di intervenire. Quindi abbiamo un'Europa che sta invecchiando, l'Africa che sta crescendo e ci troveremo di fronte a una situazione straordinaria da gestire. Allora, primo, col governo vostro avete azzerato completamente gli interventi a sostegno della cooperazione internazionale. Li avete azzerati e ne siamo orgogliosi. Quindi non potete dire aiutiamoli a casa propria. Voi state affamando ulteriormente quei popoli, in modo che ci ritroveremo tutti addosso. Abbiamo fatto gli accordi per i rimpatri. Allora, scusa, fermati un attimo. Quindi siamo di fronte a un tema grandioso da affrontare. Non lo risolvi con le sparate di Salvini. Però voglio capire la soluzione alla natalità italiana e alla crescita africana. Intanto la modifica della legge Bossi-Fini. Devo trovare un meccanismo di verifica e di controllo snello e veloce per far sì che gli immigrati economici entrino in aereo o in nave regolarmente nel nostro paese. Le quote dei regolari vengono occupate già dagli immigrati clandestini. Ma allora le quote dei regolari vengono occupate ma sei sulla linea della Bellanova che dice che abbiamo bisogno degli immigrati. Però non ho capito ancora qual è già adesso, se non ci sono gli immigrati che vanno a tirare sul pomodoro, tu non mangi pomodoro. Non ci servono. Vorrei che arrivassero. Non mangi pomodoro se non ci sono gli immigrati, purtroppo adesso in nero. Quelli sono schiavi. Abbandonati favorendo il nuovo schiavismo. Quelli sono schiavi. State favorendo il nuovo schiavismo. Proposto state favorendo il nuovo schiavismo. Nel momento in cui tu hai non ho capito ancora qual è l'epilogo del fatto che la denatalità italiana messa in correlazione con la crescita esponenziale dell'Africa. Quale sarà l'epilogo? L'epilogo è intanto che rafforziamo le famiglie italiane e li aiutiamo a avere figli. Questa è una cosa che condividiamo. Siamo d'accordo su questo siamo d'accordo. Noi abbiamo promosso un grande piano per la natalità. Secondo, aiuto l'Africa a crescere non come stanno facendo i cinesi o i francesi che la stanno depredando, mentre gli europei stanno abbandonando. Su questo condivido pienamente. Quindi stai condividendo anche questo tipo di impostazione. Terzo, laddove ci siano dei bisogni di manodopera straniera la importano. Perfetto, benissimo. Sulla base di un bisogno acclarato, sulla base di un bisogno acclarato si fa entrare della manodopera che possa servire per le nostre imprese. Tagliato completamente sulla base di un bisogno acclarato. Qui si sta facendo una non gestione dell'immigrazione clandestina. Io credo che se c'è qualcuno che ha fatto qualcosa sull'immigrazione è proprio Salvini. È una cosa diversa. Un'altra cosa, scusami, dopodiché gli uomini e donne e bambini in mare vanno salvati. Su questo non c'è, non me ne frega niente se perdo voti, ma uomini e donne in mare vanno salvati. È qui che ti sbagli. Ci siamo capiti. Secondo me e neanche lasciati morire negli Ande, nei lager in Libia, neanche lasciati morire nei lager o le donne violentate lì. Allora, hai capito? Neanche questo è il problema. Stai diventando rosso? Sì, mi sto incazzando. Più del colore del tuo partito, quindi secondo me ti fa male. Ti fa male. Allora, non vanno salvati in mare, non vanno fatti partire. Poi c'è anche li lascio nei lager. No, c'è un'altra cosa. La mafia libica. Li lascio lì, fammi parlare, spiegami. Perché questi qua che arrivano col giubbotto nuovo, arrivano col telefonino nuovo, ben nutriti. La madre col bambino che è morto una settimana fa, quella era col giubbotto. Caspita, era col giubbotto quella. Rilassati. Devi portare un psicologo perché mi sembra stiamo esagerando. Anche la pubblicità. Utilizzano questi casi particolari per... Chiozzo, spiegami come mai non abbiamo visto nessuna immagine di questi lager.
Eppure arrivano quei telefonini. Ma stai scherzando? Non hai visto? Ci sono filmati di giornalisti. Arrivano belli, tranquilli, arrivano belli, tranquilli che cantano e ballano sulle navi, quando non sono i terroristi, perché sappiamo benissimo che sono entrati anche dei terroristi, anche dei torturatori, quelli dei famosi lager di non ci sono queste immagini. Sono stati portati da Carola Rackete, che viene osannata anche al Parlamento europeo. Questo è vero, però che ci sia una condizione tremenda in Libia sì c'è, l'abbiamo mostrato anche, no? Bisogna intervenire in loco. La proposta di Fratelli d'Italia del blocco navale degli hotspot sul territorio non ho capito, serve per evitare quelle situazioni. Se ridere o piangere perché? Rispetto a questi commenti, diciamo, al livello di questi commenti, insomma, farò un sorriso. È un'osservazione prendo della atto realtà. che fa parte del è un'osservazione teatrino. Della realtà. Cioè, ma andatela a vedere la realtà, perché secondo me è un bel giro. Ci sono stato in Costa d'Avorio, ad aiutarli. Abbiamo portato giù dei mezzi che abbiamo donato lì per la raccolta dei rifiuti che qua erano superati. Ma la soluzione è portare tutta l'Africa in Italia per cercare di aiutarli, quindi conosco benissimo quella realtà. Conosco benissimo quella realtà. La soluzione è sicuramente smetterla di parlarne in termini così terra-terra e propagandistici, cioè cominciare a parlarne seriamente. Cioè affermare dei principi, per esempio, come la sacralità dei confini nazionali, e sul fatto che nel nostro territorio possono entrare solo chi ha diritto, e sul fatto che critichiamo l'atteggiamento predatorio dei cinesi, dei francesi e di chiunque sfrutti quelle terre che sono ricche di risorse, e quindi collaborare e investire sulla cooperazione internazionale, impedire le partenze, svuotare quei territori della loro forza lavoro. Si tratta di fare questo. Cos'è terra-terra? Mi scusi, perché io non capisco qual è la cosa difficilmente comprensibile in questo discorso. Flash la Rocca che poi la pubblicità. Flash, la prego, perché si tratta di portare questi temi in Europa e di dire la dobbiamo smettere di depredare quel continente, perché se continuiamo a depredarlo questi arriveranno tutti e passeranno tutti da noi. Ma nel frattempo abbiamo migliaia, centinaia di migliaia di immigrati clandestini di cui non sappiamo nulla in giro per le nostre strade. Sono 5.000 nel 2019, basta con questo adesso terrorismo mediatico. Non sappiamo sono 5.000 su 60 in giro per le nostre strade, ma forse non lo sappiamo, non lo sappiamo quanti sono in giro per le nostre strade. Dai che l'ultima pubblicità e poi sentiamo Renzi e Salvini tra poco. Salvini doveva mandarli tutti in Africa. E perché noi abbiamo deciso allora, rispetto alla Leopolda di un anno fa, di cambiare tutto? Perché questa domanda è una domanda seria da farsi. Cosa è cambiato? Sono cambiate innanzitutto le condizioni esterne. Vedete, c'è quella frase che dice: quelli che non ritrattano mai le proprie opinioni amano se stessi più che la verità. Nessuno può dubitare del fatto che noi ci amiamo, diciamo, non credo che qualcuno abbia dubbi sul fatto che abbiamo piena consapevolezza di noi. Ma è un nos che riguarda tutti, non soltanto me, ma particolarmente, capisco. Il punto fondamentale è che noi non abbiamo un problema di mancanza di autostima o di fiducia, ma quando la realtà ti si presenta davanti, il principio di realismo ti fa anche cambiare. Perché di fronte al tentativo di Matteo Salvini, col diktat del Papete, di andare a votare alle sue condizioni, c'erano due strade. La prima era assecondare il disegno perverso di Salvini, finalizzato a mettere le mani non solo sulle nomine ma sulla Presidenza della Repubblica, come andrò a spiegare tra qualche minuto, e accogliere e accettare in cambio magari, che so, di qualche spruzzatina di novità da parte di qualcuno sulle liste elettorali. Si sceglieva di andare a votare con la certezza che il Paese sarebbe finito nelle mani dei sovranisti, con la consapevolezza che avremmo vissuto 3 mesi di campagna elettorale in costume di Salvini, già l'immagine è abbastanza agghiacciante, ma con una campagna elettorale in cui il costume di Salvini avrebbe probabilmente costituito la pagina più positiva, perché i contenuti avrebbero creato molta più preoccupazione, a cominciare dall'uscita dall'euro. Allora, di fronte a questo diktat, l'alternativa era una e una sola: fare politica. E quelli che ci hanno rimproverato, dovevamo andare a votare in nome della coerenza, loro chiamano coerenza quello che noi avremmo chiamato masochismo, perché in nome di un loro principio
avremmo portato l'Italia nella più dura recessione degli ultimi 30 anni, avremmo consegnato il Quirinale, la riforma costituzionale al partito che si allea con Casa Pound, avremmo distrutto la credibilità dell'Italia di fronte all'Europa. Sì, io ho cambiato idea e l'ho fatto in nome dell'Italia e l'ho fatto per salvare l'Italia dal Salvini e dal salvinismo. Lo rivendico, non ne ho paura. Plastico, chiarissimo. Sentire Renzi parlare di costruito, coerenza... dice. Perché? Sì. Finto? Cosa vuol dire? Totalmente costruito, cioè ogni singola parola, il crescendo del tono di voce, la battuta. Io me lo ricordo, PNL come se non ci fosse un domani. Io me lo ricordo quando lui promise che avrebbe chiuso il Senato e poi è stato il primo a ricandidarsi senatore. Era quello che diceva mai con i 5 Stelle. Finto come poco. E poi è stato il primo di scissione all'interno del PD. Mai io finirò il mio mandato di sindaco, noi dicevamo che finisco il mio mandato, è un comico. Forse ha cercato di fare l'attore quando ha fatto le ultime esternazioni, l'abbiamo visto vestito da pagliaccio. Però credo che Renzi comincia a somigliare a Mr. Bean Renzi lo stia superando. Scusami, secondo me è un vezzo questo degli ultimi anni della politica italiana, e se vedi se Renzi sicuramente ha cambiato in tante occasioni posizione, non mi puoi dire che Salvini non abbia fatto altrettanto. Salvini, scusami un attimo, io ti potrei far sentire tutte le dichiarazioni di Salvini nei confronti di Grillo, di Di Maio, dei 5 Stelle. Sì, ma Salvini l'ha fatto nella sua storia politica. Salvini l'ha fatto nella sua storia politica. Ripetere tutte le frasi di Salvini contro il Sud. No, ma Salvini ha detto che bisogna sempre, non era contro il Sud, Salvini era contro la mala politica del Sud. Salvini è sempre stato quella mala politica, razzista nei confronti del Sud. Quella mala politica che anche ti farò vedere un filmato dopo di Salvini che canta contro i napoletani. Anche alcuni miei amici illuminati del PD dicono che la politica del Sud, il malaffare del Sud va combattuto. Sai qual è il problema? Ed è quello che diceva Salvini. Sai qual è il vero problema? Sai qual è il vero problema? Che sto paese si sta schiantando, non ci sono più i parametri che ci permettano di competere, di essere una delle grandi potenze mondiali, si sta schiantando e avrebbe bisogno di una politica meno rissosa, meno chiacchierata, che non cambia ogni 3 giorni, non cambia ogni 3 giorni posizione. Avete Fratelli d'Italia, guardando i sondaggi cambia posizione. Avrebbe bisogno di una politica più seria. Condivido, dobbiamo dare il voto. Ma voi eravate al governo? Eravate al governo? Siete usciti volontariamente dal governo con voi che non ci permettevate di governare. Ma per favore, non è vero. Come non è vero? Ma non è assolutamente vero. Eravate al governo, adesso tutto sto strillare, bisogna andare al voto, State all'opposizione, è stata una scelta della Lega. Ci stia un po' tranquillina, qual è il problema? Ma perché state tranquillina? Con un partito che non vuole fare assolutamente nulla. Ma non è vero. Ma l'ha dimostrato, l'avete dimostrato. Abbiamo mangiato tanti di quei rospi amari. L'ho detto anche prima, chiusa quell'esperienza fallimentare. Scusate, mi fai vedere quell'SMS di prima, che tra l'altro è da querela, ma diciamo è un'opinione di un telespettatore, ci dissociamo. Visto quello che ha detto Grillo, abolirei il voto solo agli anziani in case di riposo, perché i brogli sono fatti dai direttori messi lì dalla politica locale per fare delle RSA serbatoi per voti. Sì, ho capito, voti di scambio, ma comunque c'è un'urna, c'è un segreto, come facevamo quando ho fatto lo scrutatore in ospedale, dovevi girare tutto l'ospedale con l'urna. Non mettiamo in discussione il suffragio universale. Per carità, vi prego. Io invece anticipare il voto ai sedicenni ci farei un ragionamento. Va bene, però non toglierlo agli anziani, perché il Movimento 5 Stelle non ha il voto degli anziani. Ci vuole anche un po' di ironia, bisogna anche ma ironia però detto una cosa pesantuccia, il partito maggiormente rappresentato nel Parlamento. Secondo me ha lanciato una provocazione per far riflettere. È come dire che Fioramonti che spara ogni giorno
come faceva prima Toninelli, Sì, ma se le sue butade, chiamiamole in questo modo. Cioè, dice la Rocca, Grillo ha detto togliamo il voto agli anziani perché in realtà è un modo per far riflettere tutti provocatoriamente e portare il voto ai sedicenni. È il capo politico del movimento. Ma non è vero, ma non è vero, è Di Maio ma è lui il capo politico. No, ma non facciamo confusione. Ma lo sapremo noi che è il capo politico, ce lo volete dire voi. Non lo sapete visto che cambiate. Non lo so, la domanda era, le piace Conte in questa nuova versione, è anche arrabbiato, cioè, dicevo prima, volevo dire a Vallardi, l'acqua chetta, prima ho messo a posto quei due ragazzacci che erano Di Maio e Salvini. Attenzione che adesso non sono convinto durerà molto. Vabbè, ma Conte però insomma si è ricavato il suo spazio. Le piace questa versione di Conte? Conte leader del Movimento 5 Stelle? La versione arrabbiata a me non piace mai, nel senso io sono per la versione dialogante e seria in generale. Conte ha due fili, di qua c'è la Merkel e di qui c'è Macron che lo muovono così. Però la situazione attuale ha fatto sì che sullo spread l'Italia risparmi rispetto alle posizioni in cui ci aveva portato Salvini. E questo dovrebbe farci riflettere, questo dovrebbe farci riflettere parecchio. Te lo dico io perché ci deve far riflettere. Siccome il debito italiano significa che se c'è un governo che va bene i tedeschi, lo spread va giù. Stai sbagliando, perché sai chi compra i soldi di debito nostro? I cittadini del mondo. I cittadini italiani e i cittadini del mondo. Quando i cittadini del mondo vedono uno che va in costume a fare le dichiarazioni sul governo, in base a quale moneta si fa riferimento per lo spread? Scappano dall'acquistare soldi e lo spread va su. Quindi sono i mercati prodotti agroalimentari. Sulle liti del governo, diciamo le ipotesi del governo. Sentiamo Salvini. Se Di Maio litiga con Conte, Conte litiga con Renzi, Renzi litiga con Zingaretti che litiga con se stesso perché è l'unico che litiga con se stesso, ci vanno in mezzo gli italiani perché quando si mette in discussione quota 100, quando si tassano le partite IVA, quando si tassano le confezioni di plastica dei biscotti e si tassa l'Euro 3 l'Euro 4 diesel, ci vanno di mezzo gli italiani. Spero che la smettano e facciano qualcosa. Cosa? Vedi che è buono. È buono? Vabbè, ma litigavate anche voi prima, no? Lega 5 Stelle. Quando dicevano no, è anche difficile non litigare, è uno dei motivi per cui è caduto questo governo. Secondo me è lui che ha litigato con se stesso. C'è Salvini che ha litigato con se stesso. C'era da una parte il partito del fare che voleva portare avanti questo paese, voleva sbloccare i cantieri. Dall'altra parte non si poteva andare da nessuna parte. Salvini è scappato perché sapeva che non era in grado di portare in porto autonomia e fare una finanziaria così come aveva promesso e sbandierato negli ultimi mesi. Siccome sapeva che la situazione delle casse italiane è una situazione disperata, ti dico una cosa, se n'è scappata via, è fuggito. Il nostro capogruppo Romeo su un'ulteriore proroga del provvedimento che stiamo portando in aula. Non è vero che ha bevuto tanti mojito, è scappato via in maniera razionale. Disse il capogruppo del PD, provate voi, adesso vi divertirete per un po' con gli amici di 5 Stelle, tant'è vero che l'accordo mi sembra non sia ancora stato raggiunto su questa finanziaria, perché nel momento in cui si cerca di fare qualcosa di costruttivo c'è sempre un problema da risolvere. Una volta risolto quello ne troveranno sicuramente vedremo chi ne farà le spese. Io credo che se non troviamo un accordo e questo governo non fa le cose importanti che lo hanno fatto nascere, alla fine daremo in mano il paese a Salvini e ai suoi sodali. Ma è quello che chiedevamo, sarà una responsabilità che Salvini l'aveva detto 3 mesi fa. Che i 5 Stelle Salvini l'aveva detto 3 mesi fa. E Renzi si stanno prendendo. Avremmo già votato e il nuovo governo avrebbe fatto. Il PD non fa il budino tra i due panini stavolta. Ma vedremo, insomma. Rivediamo i sondaggi. Intanto vi leggo una notizia di oggi pomeriggio che è esploso un ordigno verso le 17:30 davanti a un condominio in viale San Marco a Marcon, vicino al panificio Bortolato. L'esplosione ha creato un forte botto e provocato grande paura nella cittadina del veneziano. Non si registrano feriti. Vediamo ancora i sondaggi, ti chiedo, così chiudiamo con questo dato. Sul posto sono in corso le indagini, l'ordigno
non è un botto di Capodanno, poteva uccidere, fanno sapere gli investigatori. Inizialmente pareva che l'ordigno fosse stato lanciato da un'auto in corsa, ma vari testimoni, interrogati ai carabinieri, avrebbero detto che l'attentato sarebbe stato compiuto da un uomo arrivato sul posto in sella una bicicletta. Estratto l'ordigno, acceso una miccia, l'avrebbe lanciato prima di allontanarsi. Una bomboletta con innesco. Questo è appunto davanti a un condominio in Viale San Marco a Marcon, in provincia di Venezia. Allora, questi gli ultimi sondaggi alla giornata di oggi, diffusi a SVG. Grazie a tutti, a voi per averci seguito. Ci rivediamo lunedì prossimo. Il 28 avremo una puntata particolare dedicata a un anno di Vaia e quindi molti ospiti in ricordo di quello che è successo e sul quale stiamo preparando anche Sembra stiano togliendo i finanziamenti pluriennali su Vaia per cercare di fare la manovra. Questo è anche un dato importante, grazie. E quindi stiamo preparando un documentario su quello che abbiamo vissuto insieme un anno fa. Grazie, buonanotte da Ring.